so venuto a casa, no, e sono da in piazza Marcon, perché era il giorno del San Ibarra, era festa, ora che era la festa del santo patrono, e sono andato in piazza Marcon, e così in piazza Marcon trovo Giacomo qua a e mi vede che tu avanti, che tu ti sei qua, e che del fino entro le morte, che ancora da dire che nessuno, era 2 giorni che era morto, che ora il 25 aprile, io avevo scontro con i fascisti a Canizai, a compagno. E tutti dici qua, e io dico, Madonna Cristo. E si va così. E subito, messo da fare, abbiamo organizzato posti di blocco tutto a Marcon. Abbiamo fatto in una situazione subito per 2 giorni. Finché di inglesi americani. E ha trovato tutto il libro, no, abbiamo arrivato tutto quanto. Era il campo di aviazione vecchio a Marcon. Era larga. E abbiamo fatto su diversi sbandati che erano tedeschi, fascisti, prigionieri, che mi ricordo mi era sulla Triestina, e eravamo una squadra di 5 avevamo un mitragliatore, un bazooka, avevamo e sentivo, Madonna, mi avanti che sta facendo bene, e te l'ho preso io, ho detto, Dio Cristo che è una colonna dei tedeschi. E invece vedo che davanti alla camionetta con la bandiera inglese, te può mai. Quindi abbiamo visto, e ora il comandante che era un sergente, ma io devo montare, e che dove avevo il comando, io devo portare il comando dove avevo a Caio, no? All'hangar. Mi ricordo sempre, e mi ha dato un vasetto di sigarette e Philip Morris che aveva gli americani, che era 50 sigarette, guarda. Su un vaso. Mi ricordo ancora, ma sono questi amici qua, io ho trovato tutto libero. I prigionieri che avevi messi dentro sull'hangar praticamente? Che ne avevo una cinquantina. Fra tedeschi, brigate nere. Sbandati, si sente che te fai che non aveva documenti, perché con i che aveva documenti vuol dire chi era. E così è venuta la liberazione di Marcon. Era il 29 di aprile che veniva i inglesi americani e all'Armati. 29 aprile, poverino, mi ricordo sempre, era di domenica. E dopo, come sei andata avanti dopo? E dopo noi pochi giorni siamo stati armati, che abbiamo presidiato, fatto brigata, e dopo abbiamo consegnato tutte le armi, abbiamo consegnato le armi, e ognuno se la casa per conto suo. Ecco, e questi gruppi armati di pianura, faceva parte di qualche brigata particolare? O... La brigata Feretta. Ecco, e invece Ortolan faceva parte della brigata Negrin. È Negrin, è morto qua Negrin, era Berto Picò, comandante della brigata Negrin. Chi era Berto Picò? Berto Picò era Rigato di cognome, e il nome di battaglia era Picò, Berto Picò. Ma che mestiere facevi nella vita normale? Faceva meccanico. Il 27 aprile ha trovato Checo Besso, in piazza Marcon. E quale ha detto sta roba? Che mi ha detto, guarda. E come ha commentato? Cosa gli ha detto che era? Se ho messo piazza tutti loro. Che ha detto, guarda, che tutti desi qua, e due figli entro le morte, che ancora io nessuno, neanche la sua moglie nessuno. Che dopo, la domenica dopo, non la domenica subito, la domenica successiva, siamo andati a Canisian, che mi ricordo ancora che era dove che il Copà e il Foro Dolfino, abbiamo tolto su i mitra che ha detto la testa, abbiamo tolto su papà, tolto su i tocchetti di osso della testa, che per tanti anni sono statuette d'argento sempre in scarsea. Lei e Giacomo Ortolan siete andati sul posto? Sì, siamo andati sul posto. Io ho preso un campo. Sono passi che ascolto, e ha fatto ora buttarsi dentro sul fosso e respirare con una cannuccia e si salva. E invece Ettore e U, li stai ciappati tutti e due. Ma era appena del fosso il loro? Sì, che venivi fuori dalla casa praticamente e gli ha tentato di passare il cordono e invece gli ha copato. Ma i resti, diciamo, i resti che vi trovate del cranio? Sì, era una piantarea di vite. In particolare Giacomo, cosa che avevo contato di come che si è svolto il scontro, diciamo? E si è trovato circondario di fascisti.
E E dove- io che trova, ti ricordai qui fossi, fossi qualche lungo era fatto al Pio, chissà cosa, ci ha fatto questa ultima uscita che ha fatto è brigaderia perché era vita sicuramente. Questa ultima uscita, E quanti partigiani che era dentro? beh, mica conoscesse, mi conosceva io, dopo che altri non conosceva neanche uno, mica altri che ne mo- Comunque c'era un gruppetto piccolo insieme Sì, con Giacomo sì, era 4-5, credo. Allora, 5. E nei capo due fare niente, insomma, Sì, se non scamparchi che se io ho riuscì. fatto ora scampare e che altri si morti. Non sai chi capi fatto ora sparare qualcosa da Sì, Rio? Gasparà, dopo qui che finiva munizioni e è stato fuori al coperto. Ma prima, già sta prima è tutto che ha rotto il cerchio, sta, e il filo si è partito, con mitra. E dopo poi Ettore che da Rio va. Comunque so pare è stata una botta, no? Oh, mamma mia. Come Gaio reagivo dopo? Deve capire io che si è portato Dio tutta la vita. Tutta la vita. Si sentiva una persona sconfitta, perché egli aveva grandi ideali come lui e tutti, non parlate di Giacomo, Sì. di Checco, Giacomo 8 anni. E mi ricordo, io avrei pensato di aver fatto di più e la capivo. E quindi aveva un po' un peso, diciamo, di questo. Egli aveva come... E Sofio che aveva 16 anni, Sofio, era giovane. Io lo conoscevo, io sto ragazzo. Noi ci conoscevamo sempre insieme. E dopo mi ha ricevuto come famiglia, io per Checco, per Giacomo, era come suo fratello. Era come a sua famiglia, poi veniva qua, non andava più via. Proprio Ma i rapporti. Siamo sempre stati amico, insomma. Questo Dolfino Ortolan, cos'era? Che io ho detto che lei è del 24, no? Lei è del 29. 29, quindi era più giovane. Sì. Ma cosa facevi di mestiere? Cosa... Niente, era da scuola, io ho fatto elementari Era figlio unico. e dopo che ho fatto, mi pare che si è fatto ora fare un anno o due a Mestre, A Berna. a Berna, sì, all'istituto Berna. Ma ieri organizzai anche Stitosa Tei, avevo letto da qualche parte che era il fronte della gioventù, non so. No, No,